Padre Pio appare in purgatorio a frate Daniele. Salve a tutti carissimi, oggi voglio raccontarvi della storia di frate Daniele, un semplice fratello laico cappuccino che svolse il lavoro di portinaio, sacrista, questuante e cuciniere. Spesso frate Daniele si recava con la bisaccia in spalla a chiedere l'elemosina di porta in porta e ogni mattina faceva la spesa per il convento. Tutti lo conoscevano e gli volevano bene. Quelle poche lire che gli avanzavano ancora, al posto di restituirle al superiore, le conservava per la corrispondenza, per le sue piccole necessità e anche per aiutare alcuni militari che ai tempi bussavano alla porta del convento. Nell'immediato dopoguerra, fra Daniele si trovava a San Giovanni Rotondo, che era il suo paese natio, nel medesimo convento di Padre Pio. Dietro consiglio di Padre Pio, fra Daniele andò ad operarsi a Roma, perché purtroppo i medici gli avevano diagnosticato un male molto molto grave. L'intervento iniziò e i dolori di cui soffriva padre Daniele aumentarono a dismisura. Frate Daniele decise di offrire tutte le sue sofferenze a Gesù e mentre faceva questo si accorse che quei dolori, quelle sofferenze rendevano la sua anima sempre più pura dai suoi peccati. A un certo punto egli perse i sensi subito dopo la fine dell'intervento e quando egli riprese conoscenza gli dissero che era stato per 3 giorni in coma e che poi era morto. Frate Daniele quindi praticamente si risvegliò successivamente da uno stato di morte e raccontò quello che aveva vissuto durante quei 3 giorni di coma a cui era appunto seguito il decesso. Disse frate Daniele: io mi presentai dinanzi al trono di Dio, vedevo Dio non come giudice severo, bensì come Padre affettuoso e pieno di amore. Allora capii che il Signore aveva fatto tutto per amore mio, che si era preso cura di me dal primo all'ultimo istante della mia vita, amandomi come se io fossi l'unica creatura esistente su questa terra. Mi resi anche conto però che non solo avevo ricambiato questo immenso amor divino, ma l'avevo del tutto trascurato. Fui condannato a 2-3 ore di purgatorio. Ma come? Mi chiesi, solo 2-3 ore e poi potrò rimanere per sempre vicino a Dio, eterno amore. Feci un salto di gioia e mi sentii come un figlio prediletto. La visione scomparve ed io mi ritrovai in purgatorio. Le 2-3 ore di purgatorio mi erano state date soprattutto per aver mancato al voto di povertà, per aver conservato per me quelle poche lire che ricevevo dal convento per la spesa.
erano il resto che io non consegnavo agli altri frati, e incominciai a provare in questo purgatorio dei dolori terribili che non si sapeva da dove venissero, però si provavano intensamente. I sensi che più avevano offeso Dio in questo modo, in questo mondo, lingua, gli occhi, provavano un dolore atroce, ed era una cosa da non credere, perché nel purgatorio uno si sente come se avesse il corpo e conosce e riconosce gli altri, come avviene nel mondo. Intanto non erano passati che pochi momenti da quelle pene così atroci e già mi sembrava che fosse un'eternità. Quello che più fa soffrire nel purgatorio non è tanto il fuoco, pur tanto intenso, ma quel sentirsi lontani da Dio. E quel che più addolora è di aver avuto tutti i mezzi a disposizione per la salvezza e di non averne saputo approfittare. Pensai allora di andare da un confratello del mio convento per chiedergli di pregare per me, che ero nel purgatorio. Quel confratello rimase meravigliato, perché sentiva la mia voce ma non vedeva la mia persona, e chiese: «Dove sei? Perché io non ti vedo». Io insistevo e, vedendo che non avevo altro mezzo per raggiungerlo, cercai di toccarlo, ma le mie braccia si incrociavano senza toccarsi. Solo allora mi resi conto di essere senza corpo. Mi accontentai di insistere perché pregasse molto per me e me ne andai. «Ma come?» dicevo a me stesso. «Non dovevano essere solo 2 o 3 ore di purgatorio, e sono già trascorsi 300 anni». Almeno così mi sembrava. Ad un tratto mi appare la Beata Vergine Maria e io iniziai a scongiurarla. La implorai dicendole: «O Santissima Vergine Maria, Madre di Dio, ottienimi dal Signore la grazia di tornare sulla terra per vivere ed agire solo per amore di Dio». Mi accorsi anche della presenza di Padre Pio e supplicai anche lui: «Per i tuoi atroci dolori, per le tue benedette piaghe, Padre Pio mio, prega tu per me, Iddio, che mi liberi da queste fiamme e mi conceda di continuare il purgatorio sulla terra». Poi non vidi più nulla, ma mi resi conto che Padre Pio parlava alla Madonna. Dopo pochi istanti mi apparve di nuovo la Beata Vergine Maria. Era la Madonna delle Grazie, ma senza Gesù bambino. Ella chinò il capo e mi sorrise. In quel preciso momento ripresi possesso del mio corpo, aprii gli occhi e stesi le braccia. Poi, con un movimento brusco, mi liberai dal lenzuolo che mi copriva. Ero stato accontentato, avevo ricevuto la grazia. La Madonna mi aveva esaudito. Subito dopo, quelli che mi vegliavano e pregavano, spaventatissimi, si precipitarono fuori dalla sala per andare in cerca di infermieri e di dottori. In pochi minuti la clinica era in subbuglio. Credevano tutti che io fossi un fantasma e decisero di chiudere bene la porta e sparire per un certo timore degli spiriti. Al mattino seguente mi alzai molto presto e mi sedetti su una poltrona. Io raccontai a tutti coloro
che mi ritrovai intorno l'accaduto. Quindi dopo un po' arrivò il medico che mi aveva operato e con le lacrime agli occhi disse: «Sì, adesso credo in Dio, credo nella Chiesa, credo in Padre Pio, perché io ho potuto constatare che tu eri morto e adesso ti vedo qui davanti a me in vita e a questo non so dare una spiegazione».